primo tempo, i primi 25-30 minuti è stata una partita equilibrata, loro venivano a prenderci alti e per i primi 25 minuti, come ho detto, la partita è stata abbastanza equilibrata. Poi loro hanno avuto un'occasione su una ripartenza e là ci siamo svegliati un po'. E abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo, poi il secondo tempo e siamo andati in vantaggio, poi il secondo tempo la squadra ha alzato il ritmo, ha alzato il livello delle prestazioni, siamo andati a prendere altissimi, poi abbiamo incominciato a giocare la palla, quindi ho un gruppo di ottimi ragazzi, un gruppo di grandi giocatori che stanno lavorando bene, gli piace lavorare, è un gruppo che gli piace fare sacrifici, quindi pensiamo partita dopo partita. Fare bene in Coppa è importante anche per loro, così almeno si sono messi in evidenza e già da domenica dobbiamo incominciare a pensare al campionato, perché per noi l'obiettivo principale è il campionato, l'obiettivo principale è la salvezza. Domenica abbiamo una partita importante con l'Accademia Trapani in casa e ci dobbiamo fare trovare pronti. Io i ragazzi li valuto tutti allo stesso modo, io gli dico sempre che chi merita gioca, chi merita e lavora bene durante la settimana gioca. Per questa partita ho fatto 4-5 rotazioni, i ragazzi hanno risposto bene, chi ha giocato ha fatto benissimo, chi è entrato dalla panchina si è fatto trovare pronto, quindi per un allenatore vedere queste cose è una cosa bella, una cosa importante, perché vuol dire che tutti si sentono parte integrante del gruppo, tutti lavorano al massimo, tutti si vogliono fare sentire pronto e quindi per noi allenatori che abbiamo l'imbarazzo della scelta e sappiamo che abbiamo un gruppo sano è la cosa più bella. Noi cercavamo degli under, perché poi succederà anche durante il campionato che se c'è da giocare con 4-5 under, 6 under, io ci gioco, non è un problema. Con me chi è bravo e merita di giocare gioca, cioè non è questione di anni, di età. 3 anni fa ho fatto anche i playoff con la Nissa e avevo 6 under in campo, quindi per me chi è bravo, chi merita gioca, e abbiamo trovato veramente nella batteria degli under dei ragazzi interessanti, dei profili interessanti. Oggi avete visto Suarez, Diallo davanti, ma tutti gli under che abbiamo in rosa sono tutti buoni, lo stesso Russo oggi ha fatto bene, Mazzola che ha giocato sempre, quindi pensiamo partita dopo partita. I grandi sono tutti leader positivi, sono tutti leader propositivi. Posso dire che insieme al mio staff, che è di ottimo livello, abbiamo costruito un bello spogliatoio. E poi anche un ringraziamento alla società che non ci fa mancare nulla, si mette sempre a disposizione, e alla città di Castelbuono, una città di Castelbuono che ci ha accolto bene fin dal primo giorno, non solo ora che le cose vanno bene, quindi il merito è di tutti, il merito è della società, dei dirigenti, e continuiamo così. E oggi sono contento per questi 2 gol, ma soprattutto per la vittoria, perché oggi vincere, diciamo, la partita d'andata era fondamentale, perché è un obiettivo che ci poniamo dall'inizio dell'anno. Per noi è importante sia la Coppa Italia che il campionato allo stesso modo, quindi siamo contentissimi per questo. Non mi aspettavo completamente di trovare questa realtà a Castelbuono, perché diciamo che sono arrivato con una squadra neopromossa e ci stiamo ritrovando a fare risultati importantissimi. Ho trovato un gruppo fantastico di ragazzi che veramente non mi aspettavo completamente. È difficile in un mese legare così tanto in un gruppo, non mi era mai capitato, lo dico sinceramente, ma quest'anno mi sto trovando veramente bene. Ogni anno non mi pongo nessun obiettivo, mi pongo solamente di fare bene e poi quello che viene mi prende.